Siamo in compagnia di Mauro Del Logu, mister dell'Uniferese, che al primo anno ritorna in seconda categoria. Allora, soddisfatto di questa impresa centrata al primo tentativo? Sì, soddisfatti sì, anche perché se inizialmente i programmi della società erano quelli di tentare subito la risalita in seconda categoria, poi abbiamo avuto difficoltà all'inizio nel costruire la squadra, infatti abbiamo perso le prime 2 partite, poi strada facendo abbiamo inserito qualche giocatore, poi diciamo, a metà campionato con il rientro di Maurizio Calvia, di Simone Arcemblasa e di Carboni, insomma la squadra si è completata come organico, quindi le cose sono andate bene. È stato un lungo duello, soprattutto con l'Olzai, poi alla fine siete riusciti a sorpassarli, insomma, ad arrivare ai primi in un girone che diventa sempre più difficile anche con squadre con i paesi della zona come Ortana, come Rottelli, quindi non si può mai sottovalutare nessuna partita. Sì, ti ripeto che noi abbiamo pareggiato entrambe le partite con l'Ortana, tutte le partite insomma, sono quelle con le squadre del circondario sono state tutte difficili. Diciamo che oltre l'Olzai abbiamo dovuto anche a lottare con l'Olodine che ha mollato alla fine, e poi c'era anche un'altra squadra abbastanza forte che è la Lissa. Diciamo che era stata una lotta a 4, poi alla fine siamo rimasti noi e l'Olzai, poi l'Olzai la prima partita ha pareggiato in casa e noi siamo riusciti a staccarci. Ecco, per vincere un campionato di terza categoria, quali sono diciamo, i requisiti principali? Che cosa bisogna avere? Sicuramente non basta la tecnica, ci vuole anche molta grinta, no? Sì, serve avere una squadra carattere, perché molte partite oltre che giocarle sul piano del gioco bisogna giocarle sul piano del carattere. Noi diciamo, avevamo un po' tutto, perché avevamo una squadra di carattere, però avevamo soprattutto una squadra di qualità. Certo. Ecco, si è sempre detto che qui all'Uniferese ci sono tanti talenti, come ha fatto a disciplinarli, a metterli diciamo, in riga per vincere un campionato? No, è andata bene perché per fortuna o per sfortuna c'erano pochi perché molti giocano fuori, quelli che sono rimasti sono stati molto bravi perché sono sacrificati dall'inizio alla fine per il conseguimento di questo risultato. Certo. Va bene, noi ringraziamo mister Del Logu, complimenti per la vittoria del campionato e insomma in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie. Eccoci qua con il capitano dell'Uniferese, Gianluca Orrai, uno dei veterani della squadra. Vince il campionato di terza e torna subito in seconda, te lo aspettavi? È stata comunque molto dura. Io ho iniziato che l'Uniferese era in seconda e secondo me il livello che aspettava l'Uniferese era quello della seconda, abbiamo avuto esperienze in prima e lasciarla in terza era assolutamente non bello sicuramente. Ma voi siete stati anche in prima, avete addirittura rischiato di lottare per il salto di categoria, ecco, per giocare a certi livelli secondo te cosa vi manca come paese, come mentalità? Allora quest'anno secondo me abbiamo comunque trovato la giusta il giusto comunque collegamento, la giusta collaborazione, amalgama tra direttivo, tecnico e giocatori giovani e giocatori anziani. E se mi permetti, in questo momento effettivamente è giusto ringraziare anche sia il mister Del Logu che è riuscito comunque a amalgamare i giovani e anziani, è giusto ringraziare i ragazzi di Furi che ci hanno aiutato e un direttivo che ha lavorato molto bene. Ecco, dopo una retrocessione è sempre difficile ripartire, addirittura qualcuno parlava della scomparsa della squadra, ecco, cosa vi ha spinto a continuare ad allenarvi, a difendere i colori dell'Uniferese? No, assolutamente, l'Uniferese ormai ha tanti anni di storia e tanti buoni giocatori, quindi con l'impegno di un direttivo coeso secondo me era abbastanza normale comunque lottare per salire e l'abbiamo fatto, siamo molto felici di questo. Ecco, tu sei un attaccante, insomma, quali sono secondo te i migliori attaccanti che hai visto in questo campionato di terza? Secondo me i migliori ce l'avevamo noi, Fabrizio Argiolas, Simone, comunque la fase d'attacco abbiamo fatto 79 gol, quindi dice tutto. Certo. Adesso insomma vi preparate a tornare in campionato di seconda categoria, probabilmente non c'era più il girone degli astri, quindi potete dormire sonni tranquilli, no? Effettivamente speriamo che comunque si rimanga in questa zona, perché effettivamente fare trasferte in Ogliastra era comunque un ambiente tra virgolette difficile,
caldo e anche comunque molto più economicamente dispendioso per una società piccola come quella uniferese. Adesso vi accontenterete della seconda oppure si può pensare magari a arrivare ai playoff? Secondo me c'è una buona base di squadra e con alcuni innesti e il gruppo che abbiamo si può comunque pensare anche in alto comunque, per la posizione di vertice. Ultima domanda, quando torneranno tutti gli uniferesi a giocare a casa? Questo io non ho la palla a sfera, sì, quindi no, questa non posso risponderti. Mi auguro che qualcuno torni, però mi auguro soprattutto che questo gruppo rimanga tale anche per il prossimo anno. Comunque se tornano tutti saranno dall'1 all'11 tutti Argiolas, quindi è meglio che non tornino. Se no Urrai quando gioca. No, gioca anche Urrai. Va bene, noi ringraziamo Gianluca Urrai, capitano dell'Uniferese, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo insomma, per la prossima stagione. Grazie.